Dopo la sistemazione della pavimentazione del marciapiede sul lato nord di Viale Veneto, ora è stata sistemata anche la pavimentazione di quello sul lato sud. Ora l'aspetto è ben diverso, in fondo si tratta del viale che accoglie tutto il traffico che viene da Chioggia, incluso quello pedonale. La nuova pavimentazione fa certamente la sua bella presenza. Purtroppo il viale è uno di quelli che conta tanti negozi sfitti e saracinesche abbassate, in tendenza con il resto d'Italia, che tra un motivo e l'altro vede abbassarsi molte più saracinesche di quelle che si aprono intraprendendo una nuova attività, tanto che chi è nel commercio definisce quasi eroico chi decide di entrare nel settore. Il colpo dietro le ginocchia alle attività economiche è stato l'aumento delle utenze, problema che si aggiunge a tanti altri. Le attività del commercio e della ristorazione sono però fondamentali nella vita di un quartiere. Abbiamo tutti sotto gli occhi Rivavena, Chioggia, che si è letteralmente trasformato con l'apertura di tante attività, passando da essere una zona degradata dove sembrava pericoloso transitare a location ambita per nuove aperture come set cinematografico in più occasioni. Mantenere le economie sulla città in cui abitiamo e non sui siti che veicolano gli utili in territori lontani può fare la differenza. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20.